Associazioni ambientaliste come Italia Nostra, il WWF, Legambiente, la Lipu, l'Ecoistituto del Veneto, oltre che numerosi comitati come quello che riunisce gli allagati di Favaro Veneto, dicono no alla realizzazione di una nuova pista per l'aeroporto Marco Polo di Venezia. I danni ambientali sarebbero gravissimi. Le aree archeologiche di pregio di Quarto d'Altino spariranno, verranno distrutte. Il fiume Dese verrà scavalcato dall'ipotetica terza pista. Tessera e Favaro potete immaginare, e Campalto, come staranno gli abitanti. Davide Scano dipinge un quadro che può sembrare apocalittico, ma che a guardare la planimetria non sembra essere lontano dalla realtà. Per fermare l'ipotesi di costruzione della nuova pista, i comitati e le associazioni hanno presentato un'opposizione all'ente che regola l'aviazione civile. Per Michele Boato, già da quando il sindaco era Cacciari, ci sarebbe un accordo fra il comune e la SAVE per modificare col piano di assetto territoriale il piano regolatore generale. Contro il piano regolatore vigente allora e vigente anche oggi, che dice che nella zona di proprietà del comune di 27 ettari lì non si farà mai né lo stadio né il nuovo casinò. La conseguenza dell'accordo sarebbe questa. Questo poi viene trasferito nel PAT che sopra quei 27 ettari, anche qui illegalmente, perché un PAT non può cambiare il piano regolatore, prevede la seconda pista. Non si sa, aggiunge Boato, quando pensano di realizzare la nuova pista, ma le pratiche sono già iniziate. Ma guarda caso, il progetto della seconda pista è già stato presentato in provincia ed oggi è già la commissione via della provincia, quindi non stiamo scherzando, stanno facendo sul serio.